come ebbe a dire il famoso poeta greco Antipatro di Tessalonica: «O mugnaie, fermate la mano che muove la macina, dormite a lungo anche se il canto del gallo annunzia l'alba. Demetra, l'opera delle vostre mani, ha affidato alle ninfe dell'acqua. Esse, gettandosi sulla ruota, imprimono all'asse l'impulso alle concave masse delle mole di Nisiro. Gioite dunque dei frutti della dea Demetra, la grande madre terra». Insomma, era l'auspicio di un avvento tecnologico che avrebbe liberato l'umanità dalla fatica della schiavitù. La canaleta che ciappa l'acqua alla cellina, così i roveri i casca direttamente dal bosco nella canaleta e va da soli fino sull'ocello a Pordenone, dove che carichemo sui Burci e valle Zattere a Venezia. Stago ben, che note di... Non ho tempo di sposarmi, ma mi guardano i ragazzi quando vado seduta sul mulo per le case e il vento mi sventola i capelli ricci sulle spalle. Li saluto e tiro avanti, ma so quello che dicono: che Domenica Dorigo ha salvato la famiglia e il mulino, così Zovenute è fuarte. E allora il territorio si riempì, e anche i corsi d'acqua, di mulini ad acqua che macinavano farina, ma anche erano segherie, magli, o pile da riso, pile da orzo, o pesta baccalà. Il mulino annunciava una nuova era, in cui la tecnologia era al servizio dell'umanità e avrebbe sconfitto la miseria, la schiavitù, le disuguaglianze.